Comente Santu in Gesù, esti con me da pregei chi spendu uno scantu vueddusu per presentare quest'ultima pubblicazione di Antoi Casti. Poi Santu in Gesù, chi vivendi in una vita undi sa spinta dessa modernidade ha riportato a scarescis, a reginis, d'essere in soro prus antigu, de piaressi in unu doveri su de torrai a s'apoderare de sa regionis primas e des costumanzias de sa propria comunidade. Antoi Casti, de meda tempus circadori, in ismenas de sorvidu, est de seguru unu chi custu doveri dat intendiu e chi si donat de fai pro proponere ricostruzzionis chi permittant in su matessi tempus de averiguare s'identidade sia storica che attuale de sa popolazione santuingesa. È con queste parole che Faustino Onnis iniziava la prefazione del libro di Antonio Casti, un suo compaesano sangavinese. E credo che queste siano parole che testimoniano quanto Faustino Onnis, poeta conosciuto come Selargino, in realtà non avesse mai perso il suo amore per le origini sangavinesi. È per questo motivo che oggi ci troviamo qui, nel Museo Donna Mascima di San Gavino, curato dall'associazione Samova Sarda, e incontreremo alcuni compaesani che ricordano Faustino soprattutto nell'età giovanile. E visto che siamo ospiti del Museo Donna Mascima, non potevo che non ospitare la presidente, Marianna, che ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere Faustino Onnis. Ciao Marianna. Ciao. Veramente, sì, è vero. Ho conosciuto Faustino quando ero ragazzina. Lo conoscevo anche da piccolina, ma soprattutto ho avuto modo di chiacchierare, si può dire, una volta che con mio padre, siccome Faustino gestiva in quel periodo un bar a San Gavino, siamo stati insieme su un pullman che ci conduceva, come si faceva una volta, alla festa di Santa Maria Acquas. Ero con mio padre e si chiacchierava, erano amici, e Faustino mi guardò e disse: Custavi pieda, era una ragazzina di 11-12 anni, però Giovanni là, tu di depesi bigai occhiali noso, bica diventavo pittius, e crescendo savi ciocchetti. E io tutta felice, orgogliosa di sentirmi così, e poi soprattutto se mi doveva ricomprare gli occhiali nuovi. E mi è rimasto questo ricordo che conservo tuttora e che poi col tempo chiaramente ho conosciuto veramente chi era Faustino, ecco, che è rimasto, come appunto ho sentito dire da Manuela, è rimasto comunque sangavinese. Ascolta, lo ricordi anche al bar com'era? Sì, ho questo ricordo, perché era un bar che frequentavamo in quanto mio padre aveva una fabbrica di bibite, quindi ci andavamo spesso, già da prima frequentavo quel bar.
Un intellettuale già allora, già si sentiva. Sapevo, ecco, io sapevo da ragazzina che conosceva la Divina Commedia a memoria. Per me era una cosa incredibile, Sai che veramente. questa cosa me la raccontava sempre anche mio nonno. Sì, Mio nonno era di poche parole, però l'ho sentito tante volte parlare di vero? Faustino, perché nonostante ecco, Sì. fosse integrato nella comunità, aveva questa vena No, intellettuale sì. che evidentemente teneva banco anche quando appunto al Certo, bar perché lavorava. appunto pare, mi sembra di ricordare, ecco, che lui volevano mandarlo in seminario. Invece lui aveva rinunciato al seminario, aveva preferito andare a lavorare. Sì, aveva rinunciato agli studi da Sì, giovane, sì, dobbiamo aveva anche rinunciato. ricordare che era rimasto orfano di madre molto Era rimasto presto, sì, quindi un'infanzia, verso 10 anni mi sì, pare di un'infanzia ricordare. già segnata in qualche modo da Certo. questo episodio e lui avrebbe voluto appunto studiare, Sì. ma l'unica possibilità era quella. Allora la possibilità per le persone non agiate era appunto E lui non quello di accettò e andare in studiò seminario. da Studiò da autodidatta. autodidatta, veramente. E visto che Marianna ha nominato il marito, io non potevo non invitarlo a chiacchierare su Faustino, perché Franco Melas, che è qui con me, è una delle voci storiche più importanti del paese, perché ha una memoria incredibile, lui ricorda aneddoti, discorsi, dialoghi, e quindi è veramente un tesoro per il nostro paese. E effettivamente è vero, Franco, tu ricordi molto bene Faustino Onnis. Lui, io gli devo molto, gli devo tantissimo. Lui ha segnato due periodi della mia vita. Il primo, io adolescente e lui già giovane, quando nella sua bottega di calzolaio mi costringeva quasi a sedergli davanti e aspettare che lui mi facesse le scarpe per andare in campagna, i scrapitas acciovadas, come si usavano una volta, oppure i ferretti alle scarpe, alle punte e ai tacchi, come si usavano una volta per non consumare le suole. Le scarpe dovevano durare anni e anni. Lui mi leggeva versi, passi che conosceva a memoria della commedia di Dante. E poi la stagione anche che lui ha fatto da host, da gestore del bar allora dismesso dalla Rachela Lasi, proprio a fianco del Cinema Italia, dove il Cinema Italia, allora, a suoi tempi, tutti i cinema locali funzionavano ogni sera. Praticamente, chiaramente metà degli spettatori veniva lì dopo una giornata di lavoro ad addormentarsi sulle poltrone scomode. Il bar di Faustino era proprio a fianco lì, dunque era obbligatorio andare lì prima a prendersi il caffè da lui, eccetera. Oppure l'altro ricordo anche quando mio padre mi mandava da Faustino a riempire le borracce militari piene d'acqua e diciamo così con metterli dentro, Faustino mi metteva dentro 2 o 3 bicchierini di anice. Questi sono i ricordi dell'infanzia. Poi c'è un ricordo molto ma molto più importante e anche delicato. Io ho assistito nel piazzale del convento, non ricordo quando, ma ho capito dopo, era durante il mese di giugno per la festa di Sant'Antonio. Io ho chiarissimo il punto dove sorgeva il palco e il vescovo di allora, Antonio Tedde, gli ha lanciato la scomunica. Una scomunica, è stato proprio un fatto che a me mi ha toccato, perché conoscendo Faustino e non conoscendo i fatti, che tra l'altro sono ancora sconosciuti i fatti, chiaramente l'anticlericalismo di Faustino, sicuramente allora lui non perdonava a Monsignor Tedde le sue malefatte, quello di aver dissacrato il cimitero vecchio di San Gavino, attorno alla chiesa di San Gavino, essersi impadronito della chiesa di Santa Severa, che era un pezzo della cultura del paese. Io ho trovato per Faustino in occasione un passo dello studioso Maieri
e anche di Simonetta Sizzia, in occasione della prima mostra d'arti in onore di Faustino Onnisi, dove usa questo, compendia la sua relazione Faustino Onnisi fra ateismo, conversione e politica. Dunque ci sono già questi elementi che io sto toccando e che fanno parte dei ricordi personali miei. Lui nel 75, in una stagione a San Gavino di grandi fermenti politici, fuori dai canoni appunto dei partiti, lui era attento a queste cose, perché mi fa pervenire attraverso Antonio Casti questo santino. Questo santino è datato 1948 ed è stato prodotto a un anno dalla morte di Zemiro Melasa, e sicuramente qua il fatto che lo possedesse, questo è un originale, che lo possedesse Faustino, i giovani anarchici della Sardegna, i giovani antifascisti di tutta Italia ricordano nel primo anniversario della morte il compagno scomparso. Questo è un originale. Faustino, non lo so, forse qua parla i giovani anarchici della Sardegna, è un anarchico libertario, come erano i comunisti libertari, erano gli anarchici, era una frangia di anarchici dell'anarchismo. Allora, questo qui non è stato pubblicato solamente, è una poesia, questa è la poesia, è il testamento di Zemiro Melasa, che lui riprende, lui si ispira per la sua poesia a Currei, che è il suo testamento spirituale. Nulla se passai, firmai su Currei, chi deu bia, de su cucru de 60 anni miusu, chi seis ancora biusu, biazzusu, e capassus de vincere su mari, chi est in coru ai smargianis di Oe. Lui è all'apice dei suoi 60 anni, cioè lui ha 69-70 anni. Questa poesia è dei primi anni del 90. Arregollai cavunas, trevuccius, schidonisi, leppas, arregollai e stocchigiai, date di stocco, pungei, bobboccivi, poi scrociai i margianisi, gli olinti sperdi sudando. I margianisi sono i politici di allora, il riferimento a Tangentopoli è chiaro. Chi olinti sperdi sudando siamo noi, il gregge. Scirai sindi sono i cosus, benei quis femminas, cui beccius, a Savrazza, venite in piazza, benei a Savrazza. Si onti dorrai al suo tempo del museo probabilmente è Noè, ai tempi di Noè, è una licenza poetica la sua. Si onti dorrai al biscrao del Melisi, schiavo dei padroni. Senegoru, ladroni e susuncus, a Savrazza, fratelli miei, frari miei, a Savrazza. E in un altro passo poi c'è a lui vogus, strantagiai sfurcas, il patiboli, le forche, eccetera. È una poesia che fa rabbrividire, è un'esplosione, è un fiume in piena. Questo che io raramente non ho sentito se non in Zemiro. Libertà, compagni, ascoltiamo almeno una volta prima di morire il grido della libertà. Uno uguale a uno e non a 200 milioni. Non vogliamo 3 padroni, ma vogliamo uomini liberi. Compagni, quando vi spingeranno tra le nebbie sanguigne del massacro, non pensate, atterriti al dio del fulmine, ma fatevi giustizia. Correte al fuoco. Bisogna tirar fuori dalla sua tana il prete che semina zizzania. Quando non c'è una citazione di Faustino, eccetera. Compagni, quando per noi squilleranno le trombe della falsa gloria, bruciate i vecchi stendardi. Fratelli, e rompete le righe, perché sarà venuta l'ora della nostra caccia. Noi, nazioni da mutinati, umanità di disertori, prenderemo all'arrembaggio lo Stato, antica galera, il riferimento all'anarchismo,
all'anarchia è palese, è palese. Quando per noi grideranno, risseremo bandiera nera sulle patrie fiammeggianti, quando per noi grideranno i popoli a raccolta, corrette, a currei, corrette, che sarà finita l'ora dell'angoscia, allora i poeti canteranno canzoni come barricate, allora i poveri vivranno, allora per tutti gli uomini il pane della libertà. Questo è il testamento di Zemiro a cui si ispira Faustino. Io trovo in un'altra citazione di Giovanni Maielli in Sischiglia, il numero 4 del 2012, con la sua vena poetica, riferendosi alla poesia Currei, esprime in libertà la sua anarchia. Queste sono parole di Giovanni Maielli. Io ne ho una conferma. A me ha permesso, con questo foglio che io ho ripreso dopo, a ripercorrere e ricostruire diciamo così, l'azione da combattente partigiano di Zemiro, eccetera. L'ho ripresa, mi ha permesso proprio di iniziare questa ricerca che poi io ho pubblicato. Gli devo molto. E mi rimarrà sempre qui. E dunque, per proseguire il discorso su Faustino Onnis e questa ricostruzione storica che stiamo cercando di inaugurare con questa serie di interviste, ho invitato Paoletto Onnis, che è un nipote di Faustino. Suo papà, Diodato, era il fratello di Faustino. Quindi penso che abbia qualche ricordo, no, da condividere con noi. Sicuramente sì, anche se il mio avvicinamento a Faustino, io dico che è cominciato troppo tardi rispetto a quello che avrei voluto dopo che, insomma, che ci siamo incontrati, perché è stata veramente una sorpresa positiva anche per me. Intanto la famiglia di Faustino e di mio babbo è una famiglia che è vissuta, diciamo, senza la mamma, perché sono rimasti orfani da ragazzi piccoli. Hanno trovato un padre che li ha seguiti, hanno vissuto anche in una maniera non fuori dagli schemi. Teniamo conto che nonno era persona che sapeva leggere e scrivere, nonostante il suo nobile mestiere, faceva il pastore. Però si racconta che la sera in Suciamo Euristaisi lui si sedeva a leggere il giornale e veniva attorniato da persone che lo ascoltavano, quindi anche miei zii, mio babbo hanno vissuto in un ambiente che non era poi hanno avuto una vita, la vita della guerra, del dopoguerra, e quindi con tutti i disagi che ci sono stati. Mio babbo e zio Faustino hanno seguito forse un percorso parallelo per un certo periodo, si sono occupati di gestire bar, di inventarsi mestieri, di vivere. Zio Faustino aveva cominciato a fare il ciabattino, poi so perché me l'hanno raccontato, ha lavorato a Cagliari in questa ditta che produceva scarpe, fino a quando è entrato a lavorare infermiere al manicomio e lì ha cresciuto una famiglia. Poi ha avuto l'esperienza nella segreteria particolare di Felicetto Conto, quando Felicetto Conto era all'apice della sua carriera politica, apice che poi è tardata anche a finire, è durata fino a poco tempo fa, fino a 2 legislature fa era nella giunta regionale, a 80 anni e rotti. Quindi noi ci siamo rincontrati diciamo nel periodo della mia prima esperienza amministrativa con Silvio Boi sindaco. Da lì è partito un progetto che ha coinvolto anche Faustino e lì anch'io ho cominciato ad apprezzare il suo talento, la sua grande capacità di affabulatore, di trascinatore di gente. Non ne conoscevo i risvolti legati alla lingua, alla poesia sarda.
come stavi dicendo, in effetti dopo questi anni in cui lui era, tra virgolette, possiamo dire, assente dal paese, poi è rientrato quando si era già affermato nel mondo culturale della poesia sarda. Quando è rientrato in qualche modo anche nel nostro contesto, lui ormai era già un nome, era già un intellettuale affermato, e ci sono tantissimi articoli che raccontano della sua presenza a San Gavino per presentare i libri, anche nelle scuole ha collaborato con dei progetti proprio per la lingua sarda a scuola, Certo, quindi certo. San Gavino l'aveva riscoperto proprio Certo, in quella fase. certo. Ma molto probabilmente era stata una sorpresa anche per lui, perché molto probabilmente non si aspettava questa accoglienza calorosa e quindi è stato un momento per lui, secondo me, di grande soddisfazione, perché ha rincontrato persone che era anni che non vedeva e quindi questo sicuramente è stato un periodo positivo per lui. E allora, per proseguire questo nostro viaggio nella giovane età di Faustino, qui nel nostro paese a San Gavino, ho invitato anche Carlo Spano, che lo ricorda e ci racconterà qualche episodio legato a questi ricordi, e anche con lui cercheremo di inquadrare meglio la figura di Faustino nel nostro contesto storico e sociale. Ciao Carlo. Ciao Manuela. Deu, Ah, foi da in sardo? Paolo vuoi da in sardo, Bene in meda. poi ha ragione me da Clara, perché Vostino Cristo è nato in sardo, scetti in sardo, fiante rare occasioni che vuoi dare la lingua italiana, che non si va a comprendere le persone che si usano non lo conoscono. Vostino fu nascito su 25 e tenia da 18 anni più di me, per un anno di 18 anni. Le cose che in giudeo praticamente come ti penso zio umano. Faustino viene da uomini che sicuramente probabilmente pensata in sardo, forse si sognava pure un sardo, perché le poesie che ha scritto erano state scritte in sardo, sono state poi tradotte in italiano. E questo conta da me, da poi su sentito questa lingua, sagata tutto. Esattamente, è proprio così. Devo studio con me da pregio questo libro, Perdas, che ha descritto Faustino, dia da presentare in vita. Ci via sta candidati presentati Sì, da Regodas. infatti mi dà da regalare a Faustino, quando ha dedica che devo studio con me da pregio, Di Gisida. sul libro li ha presentato su 94, il mese di Dogna Santo, del novembre, a Carlo, Marisa, Alessandra, Alessia e Davide, tutta la famiglia. Con me da stima, per sempre, Dogna Santo 94, Faustino Onnis. Faustino, che si da ricordare, questo motivo, elementi che dava a Ligio, questa prefazione di Francesco Masala, una bella prefazione che era di Faustino. Faustino, picciocchetto, andava a lavorare come civile per le caserme militari, poi ha fatto altro straballo. E fu già in casa un picciochetto da intraprendenti, politicamente formato, tant'è che a 18 anni, a 17 anni sono stato denunciato per vilipendio a Mussolini. Quindi, sul fatto che noi stiamo pensando di dedicare questa biblioteca, grazie da proprio Ben. E Faustino via da un grande sentimentalista, ha fatto canzoni sposi dello Sapovida, poi San Gavino, cioè, su Benzeso, oppure c'era Gino, cioè, ha fatto poesie su sua mamma, possa Ovida, bellissima, poesie di significato, di stima, vedo uomini che Ascoltata su coro, vero? sì, devo di ammirare questa sincerità di quando è dato in sardo. Voi usate sfuoco su sardo, dice cruso, è bello, come vunti, significava che deve donare a vuoto.
Faustino via sempre alla ricerca di vocaboli nuovi. Caso dopo, in questo libro ha pagato poesie così che dedica a San Gavino, che va a prima avanti, questa bella prajosa, dei matte, in ragi, brische, eccetera, eccetera, che poi passa da questa descrizione dessa bellezza a questa descrizione del summavi che ha subito sua vita, cioè il risvolto. Poi fiat uno che guardato fiat meta bella questa cosa, quando narrata sa lingua sarda e sa lingua de Sudrigo, de Serba, de Brevesi, sa lingua italiana e sa lingua del suo petrolio e del suo catrami. Qui c'è la lezione di Cicito Masala che torna, no? Quindi... Bellissima, sì, mi emoziona sempre questa cosa, proprio mi cavanta all'ambrica. Tu sei convinto che a Sant'Uengiu possa da tornare a nascere un interesse a Pizzo del Faustino? Faustino ha sicuramente una ricchezza culturali a disposizione. Dipende di scelte del Santo in Gesù, cercare di donare questa E tu casa da rausa partita in noi potrai caire meda de bruso, una rausa proprio di ahí, sì. Grazie a meda. Grazie a vosatrus. Stiamo cercando di continuare a ricostruire la figura di Faustino qui a San Gavino e mi sembrava doveroso invitare il professor Silvio Boi, che è stato uno dei sindaci storici di San Gavino e che proprio durante uno dei suoi mandati ha avuto la fortuna di conoscere Faustino Onnis e di proseguire anche dopo un'amicizia e uno scambio intellettuale con lui. L'incontro con Faustino, almeno per quanto mi riguarda, è avvenuto in età matura. In quel periodo lui aveva un interesse specifico, per la verità, che probabilmente è la ragione del nostro incontro. Lui stava predisponendo la pubblicazione delle canzoni di Battista Casula, che predica sua. Predica sua per noi sangavinesi. Per noi sangavinesi, d'accordo, predica sua. Che fu vice parroco a San Gavino, poi a Villanova Foro, addirittura richiamato durante la prima guerra mondiale al Celio per fare l'assistenza ai malati. Quindi diciamo che l'incontro con Faustino è stato, diciamo, puramente casuale, sì, però comuni interessi, perché lui aveva interesse a pubblicare qualcosa su un autore, un poeta, particolarmente anche interessante da un punto di vista della produzione, e cioè Battista Casula. Ma anche noi lo avevamo, nel nostro programma c'era anche quello di valorizzare le presenze pregevoli di San Gavino, quindi in questo caso era in qualche modo benvenuto da questo punto di vista e per la verità a questo punto si è un po'
come dire, attivata la consuetudine che è durata fino alla morte, praticamente da sempre. Non è stata continua, nel senso cioè che non è che eravamo in paesi diversi, ci si vedeva 2 o 3 volte all'anno, è vero, però queste 2 o 3 volte all'anno erano sempre molto, almeno per quanto mi riguarda, erano decisamente molto intense, anche perché il suo modo di porsi era tale che per me diventava particolarmente stimolante. Faustino è riuscito a tradurre in modo adeguato in tutta la sua produzione, in particolare nella produzione poetica. Questo sentimento particolarmente profondo, secondo me, anche se può apparire un po' retorico, è l'amore. È una cosa che, ripeto, a me ha impressionato in modo forte, in modo particolare. È una componente veramente profonda e diffusa, costante, come vi dicevo, certificato anche nella sua attività e nella sua produzione. Faustino era convinto che l'amore fosse effettivamente una qualche mancanza di cosa che si vorrebbe avere, ma era anche speranza di poterla avere, quindi la sua posizione era sempre positiva. L'amore era anche identificazione, e lo specificava spesso, identificazione, quasi annullamento, ma era anche rigenerazione, quindi una forma di creatività che era data esattamente dall'annullare se stesso. L'amore era anche in lui sofferenza, combattimento, eppure riscatto in qualche modo. È un amore che è diretto verso 3 fondamentali elementi. Il primo fondamentale elemento del suo amore è esattamente la Sardegna. Il secondo amore per lui è sicuramente la donna. E il terzo amore straordinario è la cultura sarda, la cultura in particolare. Territorio, Sardegna, San Gavino, Selargius sono comunque luoghi, qualsiasi luogo per Faustino dove si poteva combattere per la libertà, per la giustizia, per la fratellanza, era comunque patria, diventava un fatto. E ripeto, lo riproponeva. L'amore per stringere, l'amore per la donna poi era straordinario perché la mamma era la madre, la compagna, la figlia, il figlio, la verticalizzazione delle generazioni che lo portava a suggerire al figlio: tieni conto che io sto entrando nell'autunno, ma tu sei nella primavera. Il ciclo vitale esattamente vuole che tu sia l'erede, anche da un punto di vista culturale, di quello che io ho già. Io sono un po', come dire, al tramonto. Lui riteneva davvero che la cultura sarda fosse un cibo, un alimento, di cui noi dovevamo, anche se storicamente sconfitti, questo era un altro elemento importante della sua riflessione, era tuttavia motivo dell'affermazione della nostra identità, forse anche della nostra fierezza, se si vuole, e della validità della lingua, perché la miglior lingua, lui dice, è quella devi più, quella che lingua brazzolo. quella che tu impari
apprendi esattamente dal latte materno, in questo caso nel momento in cui È proprio così, anche è ovvio che la prima lingua che noi apprendiamo è quella della madre che ci nutre Esatto. e che ci parla, quindi Esattamente. infatti in questo le donne hanno un ruolo importante anche nella trasmissione della lingua sarda, quindi è bene che le donne tornino anche a parlare perché è un modo di relazionarsi nel rispetto della propria identità e della propria fierezza, come dicevo. Dicevo, la cosa in questo senso particolarmente importante, proprio parlando della lingua e dell'amore per la lingua, è questa distinzione che peraltro lui faceva tra la lingua italiana e la lingua sarda, perché la lingua italiana in fondo lui la vedeva anche, sì, lo è peraltro, aulica, un po' formale, un po' in qualche modo, secondo la sua ipotesi, un po' astratta, ecco. Mentre la lingua sarda è fatta di corpo, è fatta di gente, è fatta di vitalità. D'altra parte, l'esempio più classico è sicuramente la sua raccolta di poesie. Lui trascorre il tempo, l'autunno, la primavera, l'inverno, l'estate, quindi il ciclo continuo delle stagioni, ma anche il ciclo vitale della comunità che diventa. Sappiamo, e in quel caso c'erano le raccolte delle canzoni, vi ricordate probabilmente, della semina, della raccolta, Soltanto del della sopo. trebbiatura, ma anche dell'amore. Quindi c'è tutta... Erano cadenzate. Assolutamente. Quindi Ce ne legge sta una. Non ci sono tumbras. In saidi limpia, sanea debita e trasparenti, una ragi levia abbranda, sabasca de sanotti, e a porli da soria basiata, franchigius decisus e de grillus, chi con salluci si pesanta in sordo, aundi torra sa vida sa resia. E pari de intendi in Samuiu, chi si arzia da e serva e sa seidu, de sa voce de s'arcangelo, chi saluta da cantendo Ave Maria. Pampas tremi, de unusoli mori, chi non si biprusu in su cielo, fogus fuius in sazzriva, bistinti de luci faulajas, truncus de matas aspolladas, chi varenti marragotis istasius. Esti sa bisura tua de mericento Sardigna. Sa bisura de logos e de partis chi ancora vetante crenti, chi ancora brangiti e pregante, chi Deus dus aggiuditi, già che i somisi no bollenti. Ai Sardigna, t'azzriva. Secondo lei questa eredità saremo in grado di saperla valorizzare qui a San Gavino? Tentativo di recuperare, o meglio l'obbligo, se vogliamo, la volontà di recuperare quella vena resistenziale di cui parla di Leo, no? Bisogna ricominciare a pensare a noi, pensare di affidare ad altri la nostra sorte, così come storicamente purtroppo abbiamo fatto, è sbagliato, profondamente sbagliato. Per proseguire questo viaggio alla scoperta di Faustino ho invitato Marco Pisu, che era un suo vicino di casa, vivia in Pari, in Subigiano di Aristanesi, dunque lo conosceva bene, vero? Diciamo, sì, io ero un ragazzo, non è che lui era amico più che altro dei miei genitori,
In questi ricordi che tu hai del vicinato, ricordi anche lui in queste sere d'estate in cui appunto ci si incontrava per chiacchierare? Lui Certo. com'era? Allora era così, su Bigiano di Stanzi, come tanti altri vicinati, la sera si usciva per fare, per esempio c'erano certi periodi che si vedeva su Vogadon, per esempio, di Sant'Antonio, allora ci si riuniva e si arrostiva qualcosa, ma ricordo di un uomicello che suonava la fisarmonica. C'erano dei rapporti magari con babbo, mamma, si parlavano, e poi lui aveva questa, eh, Una diciamo, bottega? bottega di calzolaio, no? Poi ricordo in particolare, che questo lo sapevo perché ero presente, quando una volta, mi sembra, io pensavo fosse il parroco che l'aveva, era il vescovo che l'aveva scomunicato. Monsignor Ted. E io avevo chiesto a Babbo, no, ma perché questo? Perché sono comunisti. Cioè, e poi Faustino probabilmente aveva un certo modo di fare contro i preti, diciamo, diciamolo chiaramente, insomma, non è che... E venne scomunicato. E, e ricordo poi, dopo non so quanto tempo, e ricordo Don Onnis, però qui il parroco, l'avevano perdonato in poche parole, o aveva chiesto lui perdono, questo non me lo ricordo. L'avevano Mi ricordo che era riaccolto. in un cinema, ora non so, forse il Cinema Italia. E quando lui è tornato qui a San Gavino, tu dici è sparito per un periodo, quando è tornato a presentare i suoi libri, no? Quando ormai si era affermato, era diventato Sì, era un personaggio, perché era io un leggevo, personaggio. addirittura c'erano degli articoli anche, forse sull'Unione, Sull'Unione, certo. io li leggevo, sì, E non l'hai certamente. più incontrato in quelle No, vicende? perché No, non ti è mai non ho capitato. avuto questa, diciamo, questa fortuna, perché era un tipo, poi poi di Cristianendo via Togo, cioè era una persona, sì, e mi dispiace anche che non ho avuto questa, io dico fortuna, nel senso perché era un bravo poeta, insomma, e quindi... Allora, per proseguire questo discorso e per sondare anche rispetto a quale sia questo interesse rinnovato di San Gavino nei confronti della figura di Faustino Onnis, mi faceva piacere sentire anche l'assessore alla cultura, Silvia Mamusa, che è qui con me, per capire appunto come San Gavino potrebbe valorizzare ulteriormente questa figura e cosa già invece si sta facendo per riscoprire il poeta e l'uomo. Ma intanto noi abbiamo conosciuto insomma, questa figura attraverso l'avvicinamento alla Fondazione Faustino Onnis l'anno scorso e abbiamo partecipato al premio dedicato a Faustino Onnis, un premio molto importante che si svolge da diversi anni a Selargius e abbiamo ritenuto importante non soltanto portare a compimento questo progetto che ha visto la realizzazione di un murale dedicato a lui, a questo poeta che naturalmente scriveva in lingua sarda e quindi nella nostra lingua insomma, di appartenenza e poi chiaramente essendo di San Gavino, è nato a San Gavino, poi è cresciuto, molte persone lo conoscevano e abbiamo scoperto tanti contatti in questo periodo, insomma, e tanti piacevoli ricordi anche legati a lui. Abbiamo pensato di dedicare la biblioteca comunale che non aveva un nome, non era intitolata e quindi l'abbiamo dedicata proprio a Faustino Onnis che è venuto a mancare proprio 20 anni fa. Quindi si tratta di un anniversario, il ventennio della sua scomparsa, che abbiamo voluto in qualche modo onorare attraverso questa intitolazione che è piaciuta molto a tutti i concittadini di San Gavino. È piaciuta perché lui non soltanto si è dedicato alla poesia e alla scrittura in lingua sarda, ma ha avuto anche delle vicende sue personali che l'hanno fatto conoscere ai sangavinesi perché insomma, ha mostrato anche il suo coraggio in epoca, insomma, durante la seconda guerra mondiale, ha difeso una ragazza da insomma, violenze e aggressioni e quindi insomma, è ricordato anche per il suo coraggio, oltre che per la sua capacità, diciamo così, culturale.
Credi che questa iniziativa e queste iniziative, insomma, che poi sono di condivisione con la comunità, possano davvero servire per riportarlo un po' al centro anche del dibattito culturale del paese? Prima con altri compaesani abbiamo parlato di quando lui aveva il bar, no? Gestiva il bar vicino al cinema, e che come quello fosse un po' quasi un centro culturale dove si andava a chiacchierare di cose anche banali, ma anche poi invece di quelli che erano i valori in cui si credeva. Ecco, l'idea di una biblioteca intitolata a lui, non so perché, mi fa pensare proprio all'idea di un centro culturale anche attivo in questo senso, dove magari i giovani possano riscoprire anche questo interesse per la lingua sarda, ma anche verso valori che lui poi ha veicolato con la poesia. Sì, sicuramente, insomma, ai suoi tempi, quando poi lui era giovane, viveva ancora a San Gavino Monreale, erano tutti soliti incontrarsi, confrontarsi, e c'era uno scambio culturale molto vivace, molto interessante, che un po' si è modificato ovviamente ormai, insomma, attualmente si comunica più a distanza, insomma. E sicuramente la biblioteca può essere un luogo di ritrovo e di confronto culturale, quindi è un luogo in cui le persone si possono ritrovare e discutere di temi culturali, di attualità importanti. Noi stiamo predisponendo anche le targhe, le intestazioni per dedicare appunto a Faustino Onnis, e abbiamo riportato una frase in cui si parla proprio della libertà personale, la libertà insomma culturale, la capacità di essere liberi e scevri da qualunque tipo di restrizione, insomma di limitazione personale. Quindi era un suo motto, quindi era solito utilizzarlo, e noi l'abbiamo voluto riportare proprio nell'intestazione della biblioteca, perché secondo me, secondo noi come amministratori anche, insomma, è importante proprio salvaguardare la libertà personale e consentire un dialogo aperto anche su posizioni differenti. Quindi San Gavino sta cercando di riscoprire questa figura anche con iniziative culturali diverse da quelle letterarie, quindi non necessariamente poesie, letteratura, ma anche arti figurative. E a questo proposito abbiamo invitato Giorgio Casu, che ha da poco realizzato il murale che vedete alle nostre spalle con l'associazione culturale Schizzo, un murale proprio dedicato a Faustino Onnis, possiamo dirlo in maniera inconfondibile, visto che riporta anche una delle sue poesie e anche uno degli slogan con cui parliamo sempre più spesso di Faustino, che appunto è l'eroe che ne meri. Giorgio Casu, ciao. Buonasera. Dunque, questo murale, raccontaci come è nato, perché, cosa può significare per San Gavino? Beh, è stata una richiesta della Fondazione Onnis proprio per ricordare, come hai detto tu, per riportare Faustino a San Gavino, visto che ha vissuto qua per tanto tempo. La cosa interessante invece è stata la scelta del soggetto, perché all'inizio non eravamo sicuri se volevamo fare un murale illustrativo con dei ritratti, con delle figure che potevano ricordare Faustino durante gli anni a San Gavino, per esempio. E ci sono stati vari
varie ricerche anche fotografiche. Poi invece alla fine ho ritenuto giusto invece dare una svolta alla ricerca, invece di mettere una fotografia, un ritratto, di mettere l'albero della vita, che secondo me rappresentava un po' più quello che era il suo esempio per quello che ha significato, che quello che significa, che si vuole riportare a San Gavino, ossia la storia che ha portato di sé, ossia la storia della sua vita, quello che ha vissuto, i suoi drammi, le sue emozioni scritte in sardo, e l'altro il legame che ci lega tramite le sue poesie al passato, tramite la lingua sarda. E niente, quindi l'albero della vita rappresenta proprio questo esempio, il legame che deve legare la vecchia generazione alla nuova, la vecchia generazione che dà attraverso le lettere, le poesie, la propria conoscenza, il proprio vissuto, però anche una conoscenza che ci lega tantissimo alle nostre radici, a quello che da dove noi arriviamo. Beh, sicuramente lui è uno che le nostre radici le ha sapute raccontare, anzi immergersi nella sua poesia ci consente anche di conoscere degli spaccati anche della nostra San Gavino che non conoscevamo, cioè attraverso le parole, come dici tu, perché lui ha rispolverato vocaboli che si erano persi e che molti non ricordano neanche di aver mai sentito, e anche attraverso le immagini di questa San Gavino che lui si è sempre portato nel cuore. Quindi il tuo rappresentare questo albero credo che sia veramente un simbolo riuscito, perché questi semi che lui ha raccolto nella nostra cittadina poi li ha saputi esprimere e in qualche modo li ha anche saputi riseminare, perché abbiamo visto nell'arco di questo lavoro che in tanti poi lo hanno riscoperto ed per loro era un punto di riferimento anche proprio per quanto riguarda la scrittura e la poesia. Quindi è uno che ha saputo raccogliere da San Gavino e poi ha saputo anche restituire, quindi questa tua arte che ovviamente noi riconosciamo, un tuo tratto che ormai è famoso in tutto il mondo, e quindi è un onore anche che tu abbia sposato la tua arte con la figura di Faustino, è veramente un simbolo che ci lascia anche ben sperare, perché questi rami che tu hai fatto partire da questo albero della vita lasciano sperare che altri semi possano cadere, possano portare ancora la sua lezione tra i giovani, tra i bambini e comunque non solo a San Gavino ma anche in un territorio più ampio. Sì, per me la letteratura sarda fa parte di quelle conoscenze che i sardi dovrebbero conoscere a prescindere, perché è importante per andare avanti sapere sempre di più da dove arriviamo, da dove stiamo arrivando, per capire la transazione tra quello che è passato e quello che sta divenendo. E dunque, per proseguire nel discorso che abbiamo iniziato con i nostri compaesani più anziani, vorrei invece capire meglio qual è il sentimento nei confronti di Faustino Onnis da parte dei giovani. E a difatti si convidau uno picciocco santo in Gesù, che è amantioso della lingua sarda, traballa pure con su sardo, scrivi, recita in una compagnia, si narra da Lorenzo Argiolas, bene in questo ammento di Faustino Onnis che sei cicchendi de vai. E io ti volevo pure contare, tu che sei giovane, come te chi conosci a Faustino Onnis? No, per questa verità io non mi sono accostato a questa figura del zio Faustino come di Naranta e noi in Santo Ingetto, non mi sono accostato da meta, mi sono accostato da pago, poi da pago a punghizzato, a studiare, a conoscere, a scrivere su sardo. Secondo voi questa figura può ancora essere di importo e di vaglia poi giovane su di noi? Sa lezioni di Faustino Onnis, voi può accostare i giovani a su sardo? Sì, bruschettotto puoi fare gusto. Fainas che su murales de Roci, Jorge Caso, o altre cose come la biblioteca intitolata Faustino Onnis, poi aiutai i giovani, i spiccioccheddus a studiare, a s'accostare a su sardu sempre de prusu. Deu, leggendo le opere de Faustino, a tornare a scoprire vueddus che non intendia de meda, a conosciuto pure vueddus nodius che non mai intendio. Mi sono spantato meda. Dunque,
se effetto che ha fatto a me, secondo me, potete insullare pure i giovani a fueddai a conoscere ancora meglio su Sardo. Aici no fiesta, bella e fragosa, a sombra dei mattas e nisottos, che in giro di baddanta, e in si sta di bascosa di donanta frescura e aracisi del recreo. Aici no fiesta, frisca e pagiosa, in domus bascias dell'ardine, de murus impastau con palla di asrova e appomentadas de argida con Gregori. E in susu intapaus grovettus de canizzata de siaggiuncu, allettata de ludo, possadeva fatta a mano, in su forro de cracacia. Aici no fiesta, a lirga e spaziosa, con iscantus un tempus de messera, e i mutetus a soppu, in isas rovas, a fatto de squadros treuladoris, toccaus de su basoni chi cantata canzoni tristas po s'amorata attesu, chi di prenia de penas a su coro. Aici no fiesta, bona e donatrici, con chini poi cosas de sa vita non viede stetiu basau de sa fortuna, e a cancarronau in sei e tottu si bregunciata de sa condizione, e non tenia sa facci po pedì. Aici no fiesta, bona con su strangio. Ma su tempus densaras è passau. Tu non sei prusu sa chi fiesta innantisi, is ottus non si fainti prusu a prigu. In is tuas non si cantata prusu po tui, e in isas rovas non si bidi prusu ammuntonau solo de su traballu de s'annata, chi de sapettus via da sa corona. In moi, tui puru sei tutto cambiata, come ti cambiano as cosas de su mondo. Ti sei vestita a nou, ti sei civilizzata, con cemento, bitumini e mattoni. La senti sull'inu in su paui, e su de largiu che ne dela, a cascias mudas. Visti si vanno su strangius, e bivisi sa vita avventurera de su tempus. Si deu lompo a intro de tui e in giro, mi miru con ogu gutturoso e apillu. Stentu po ti conosci, e mi parri d'un bisu s'arrecodu chi Deu de tui mi porta fatto. E mi berrina d'ancon che in su sropeddu, su speddio e su surrunciu des cosas, chi vianta e prusu no funti. E penas a su coro mi dona da su pensamento buonu pochini stimu e bifidi, o in pace po sempre, dromidi, in is intragnas tuas, torrau a sa biedesa.